Presentata a Padova l'edizione 2013 del premio Giorgio Lago, annunciati i vincitori e da quest'anno si affianca anche un festival del giornalismo che si terrà a Castelfranco Veneto dal 3 al 6 maggio. Vediamo. Sono stato amico e collaboratore di Giorgio Lago nei lunghi anni in cui Giorgio fu direttore del Gazzettino e mi riconobbi notevolmente nella sua impresa. Con queste parole il rettore dell'Università di Padova ricorda Giorgio Lago per la terza edizione del premio dedicato al giornalista trevigiano, premiazione il 5 maggio a Castelfranco con Paolo Mieli. 5 sezioni in gara, 5 vincitori, interpreti di quel nord-est narrato, inventato soprattutto dal grande giornalista scomparso. Il nome del nord-est è stato deciso da lui assieme a noi del Consiglio di amministrazione e da lì è partito il nord-est che prima non se ne parlava. Già quello è stata un'iniziativa bella, ma poi soprattutto il movimento dei sindaci, il federalismo che poi è andata come è andata. Quest'anno sul podio Riccardo Donadon, imprenditore nell'high tech, i rugbisti Mauro e Mirko Bergamasco, il giornalista Stefano Lorenzetto, il FAI di Padova e la manifestazione Pordenone Legge. E da quest'anno anche una novità, il Festival del giornalismo sempre dedicato al Lago, 3 giorni di incontri pubblici con le migliori penne dell'informazione italiana, sempre a Castelfranco dal 3 al 5 maggio. Finisce qui il nostro telegiornale, grazie per